buongiorno, come va? Tutto bene? Sì. Bene, bene. Senti caro, dove stai andando di bello? In stazione, rientro a Villanova Forro. Dove rientri? Villanova Forro, Oh, senti, quanti anni hai? 36. 36 anni, cioè, non è minorenne, certo che non è minorenne, ma che ragionamento fa? Senti, lo vuoi un passaggio? Lo vogliamo noi? Sì, sì. Lo vuoi? Sei sicuro? Vabbè, aspetta un attimo che devo vedere se Battista è a disposizione. Stazione? Stazione, ma è stazione. Allora, sì, a Villanova Foro, buonanotte. Senti, mi hai detto il tuo nome? Franco. Franco, vieni, vieni. Vieni, Fra. Vieni. No, no. Abbiamo il passeggero. Vieni, Franco, vieni. Senti, caro, adesso hai fatto bene ad accettare, sai perché? Adesso ti spiego perché. Tu guarda me, guarda me. Ma che stai, giochi a calcio? Eh sì. Ah, giochi a calcio. In che Sì. squadra? Villanova Forro. Ah, Villanova Foro. Come sta Sì. giocando? Come sta andando la squadra? Non benissimo, ma 5 partite, 5 sconfitte. Accidenti, qua ci vuole un colpo di fortuna allora. Senti, quanti gol hai fatto tu? 3 o 4. Vabbè, 3 o 4, come giochi? No, caro. Senti, ma come giochi tu in difesa, in attacco? In attacco. In attacco 3 gol. Sì. Bisogna farne di più allora. Almeno una decina. Cioè, Ricordi il nome? Franco. Franco, ma che ne dici? Valeva la pena il passaggio? E là, Eh? che macchinone. Ma questo è il tuo passaggio. Andiamo? Dai, no, dai. Andiamo alla stazione. Aio, non è uno scherzo, andiamo, forza. Abbiamo l'amico, presentatevi. Piacere, Franco. Prego Franco, accomodati. Facciamo in fretta che Franco ha fretta. Ma tanto arriviamo prima noi del pullman però Franco. Quindi mettila in fondo la valigia, vai, vai, vai. Ecco qua, Franco ha fatto benissimo ad accettare, bravo, fatti poco più in là. Ti presento Sandro. Piacere, Franco. Allora lui deve andare alla stazione. Facciamo in fretta, va bene? A Silvia te l'abbiamo presentata. Sì. Jonathan. Ciao, piacere. Piacere. Allora, senti, Franco, allora cominciamo a conoscerci, intanto ti dico che loro non vedono te, Perfetto. ok? Quindi così tu vedi loro ma loro non vedono te, già una cosa che ti dico. Villanova Forro, giochi a calcio, quanti anni? 37? 36 anni e poi 36 anni. una cosa di cui sono fiero è il culo praticamente assieme a degli amici un sito internet, si chiama Subidano Esu. Oh, che tra l'altro, se non vado errato, è dentro il sito anche di Per la Strada. Perfetto. Ah, saluto, ciao ciao. Un sito che è stato premiato l'anno scorso come miglior blog d'Italia dal Sole 24 Ore. Pensate un po' voi, Dovete visitarlo questo sito. O visitate, in questo caso visitate loro, però noi di Per la Strada abbiamo, anche noi l'abbiamo scelto, quindi se uno viene nel nostro sito www.perlastrada.it troverà questo sito che vedi, sono cose che le persone non sanno, ripetiamolo invece. Pensate che questo sito che nasce A Villanova Forro. è stato premiato come... Il miglior blog d'Italia assieme a Beppe Grillo dal Sole 24 Ore. Ecco, spiegaci come avete fatto ad essere così bravi? Cos'è che vi ha fatto diventare così bravi da vincere un premio nazionale? Siamo tornati, siamo in compagnia di Franco, di Villanova Forro, giocatore di calcio, questo Villanova Forro che insomma in campionato sta andando un po' così e così, lui ha fatto 3 gol, speriamo che ne faccia un po' di più. Mi stavi dicendo, parliamo di questo sito che ovviamente voi di Villanova Forro ne siete molto, Esatto. molto fieri. Come avete fatto ad arrivare prima in Italia? In pratica è stata vincente la nostra idea perché in questo sito praticamente mettiamo dei video, dei documenti sul paese e soprattutto abbiamo creato una sorta di comunità con gli emigrati, quindi tutti gli emigrati si collegano, una sorta di comunità virtuale, quindi video, filmati, insomma... Ci sono anche io nel loro sito. Esatto. Vero che quando incontro tre amici di Villanova Forno a Esatto. Londra. Esatto. Così? Sì. Ecco, pensa un po'. L'ho visto anch'io su YouTube quel video. Sembrava Totò e Peppino lì a Londra comunque. È una sorta di piazza virtuale, quindi dove tutti chiacchierano, insomma. Ricordiamo il sito? www.subidanoesu.it. Voi sardi ci arrivate più rapidamente perché sapete digitarlo anche. Va bene, noi intanto ne approfittiamo Franco perché io devo ricordare che lunedì 21 dicembre invece ci sarà il miracolo di Natale. Anche voi come sito potete pubblicizzarcelo, certo, ci vorrà essere una bella cortesia. Lunedì 21 dicembre dalle 9 del mattino sino alle 21 di sera ci
ci sarà il miracolo di Natale. Servono generi alimentari, giocattoli e tutto quello che riguarda l'abbigliamento prima infanzia. Portate a mani piene, avvisate tutti i vostri amici, spargete la voce, passate parola anche Esatto. voi. Più persone lo sanno, più persone partecipano, più riusciamo a donare a queste centinaia e centinaia di famiglie che sono iscritte al centro diocesano, l'ex mercato, l'ex mattatoio in via Po a Cagliari. Quindi mi raccomando, portate in abbondanza, perché per queste famiglie è vitale sapere di non essere sole, d'accordo? Anch'io invito i concittadini di Milano anche di tutto il medio campidano, quindi Salluri, Villa Cidro, Pollina, Sardara, insomma tutti il 21 a portare i doni per questa buona iniziativa. Ok, grazie Franco. L'altra domanda, come te l'aspettavi la limousine? Non così bella, da Come si sta fuori all'interno? fa una bella impressione. Da fuori non sembra, No, esatto, da fuori non sembra, poi invece all'interno eh, è tutta un'altra musica. poi io sono abituato a una uno rossa, tutta scassata. Alla una rosa scassata, figurati. Vabbè, Sono comunque i tuoi amici ti crederanno, va bene, Esatto. perché ti vedranno, va bene? Va bene. Allora, 30 secondi per la pubblicità fra pochissimo. Allora, se gradisci da bere ti possiamo dare anche da bere, un bicchiere d'acqua. Un po' d'acqua. Un po' d'acqua glielo diamo durante la pubblicità perché sennò lei dovrebbe fare le capriole qua dentro. Ma ci canti qualche canzone oggi? Sì, dopo sì, va bene. Boh, tu ci credi che canta? Penso di sì. Vedremo, pubblicità. Eccoci qua, siamo rientrati. Franco di Villanova Forru ci lascia e torna al suo paese, prenderà il trenino. Quanto tempo ci impiega? Circa un'oretta, un'ora e mezza. Un'oretta, anche lui si siederà e mangerà. Mazza, ma quello veloce o quello normale? Quello lento. Ah, quello lento, Sa che avvio, Vabbè, allora, mi ha fatto Grazie. piacere, Mi raccomando anche voi col vostro sito, ricordalo Perfetto. ancora. www.subitanovese.it. Pubblicizzateci Miracolo di Natale, 21 dicembre. Esatto. Vai cara, vai, ciao. E cerca di segnare, Ok. Ciao. Ciao. facci qualche gol. Ciao, arrivederci.